che è la malga di Presson, bassa, quindi territorio e proprietà dell'ASUC di Presson, che alle mie spalle è degnamente e importantemente rappresentato dal proprio comitato che ha tantissimi pregi, hanno una donna all'interno del comitato ASUC che non è cosa inusuale, ma soprattutto hanno anche un presidente di questo comitato che è un ragazzetto interessante, che è Marco Bisozzi, un ragazzo aperto a tutto, e quindi quando si dice ASUC si dice mantenimento del bosco e del territorio, in questo caso si dice mantenimento del bosco ma valorizzazione del patrimonio montano. Quindi 2 anni fa, chi è del luogo lo sa, qui era la giungla, in questo prato c'erano le erbe alte 2 metri, non c'era nulla, era stato perso completamente il pascolo. L'ASUC di Presson ha cominciato un percorso, ha previsto lo sfalcio e il ripristino di questa area verde e ha creato un luogo che ha dato subito delle sensazioni. Questo luogo ha fatto pensare di poter realizzare un luogo per le persone che salgono dalla Val Meledrio, che è l'arteria che collega il territorio a valle del comune di Dimaro Folgarida con la località in quota che è Folgarida. È un'antica via di passaggio che univa la Val di Sole e la Val Rendena, quindi quale posto migliore, una volta fatte le salite, per arrivare, fermarsi e fare dei ragionamenti, avere delle relazioni. Bene. Dal prato abbiamo subito pensato come valorizzarlo. L'anno scorso abbiamo avuto la fortuna di ospitare una piccola mostra di un gruppo di architetti giovani, intelligenti e anche, come si può dire, capaci e predisposti alla sperimentazione. L'anno scorso sul ponte il ponte di ferro di Dimaro, che è una delle attività industriali più antiche, è stato fatto un restauro architettonico perché il ponte è di fine 800, abbiamo volutamente messo una mostra di architetti contemporanei, ovvero architetti che, abbandonando il vernacolo, esprimono la loro architettura con una contemporaneità. E subito allora da cosa nasce cosa, in questo caso 1 più 1 ha fatto immediatamente 3, abbiamo pensato, io e il presidente dell'ASUC, che abbiamo esplicitato al Consiglio Comunale e al Comitato dell'ASUC, di fare qualcosa di nuovo. Io sono architetto, espio le mie colpe, mi piacciono queste cose, il presidente dell'ASUC ci ha creduto in pieno senza sapere, perché come dicevo prima è un ragazzo interessante, è pronto alle cose bizzarre. Bene, adesso è nata questa opera, perché? Perché questa, come vedete, i nostri ragazzi, che non sono più ragazzi, hanno impostato e capito che l'importanza degli alberi, perché nella Val Meledrio ci sono 3 elementi da valorizzare: acqua, legno e pietra. Il primo progetto verte sul legno. Ovviamente questo è un progetto che dovrebbe continuare negli anni per valorizzare e far capire cos'è il territorio, soprattutto chi non lo fruisce giornalmente. Quindi l'ipotesi di creare un luogo che possa ospitare le tantissime persone che salgono da Dimaro, arrivano qui, vedono la pace, cominciano le relazioni con le Dolomiti, capiscono cosa c'è una malga perché c'è il tintinnio delle mucche, si fermano, si riposano, l'ASUC porterà anche l'acqua per dissetarsi con un tubo, ha detto il presidente, ma soprattutto porteremo i turisti, porteremo i residenti a vivere il giorno del bosco. I bambini staranno qui, qualcuno più interessante di me oggi spiegherà cos'è un albero, cos'è un sasso, cos'è l'acqua, cos'è la neve e perché viviamo in questo magnifico territorio. E sarà qui perché gli architetti hanno deciso di costruire questa panchina, chiamandola in maniera brutta, gigante, ma in realtà hanno creato la piazza, l'agorà, hanno riportato il luogo dove qualcuno spiega qualcosa. E se qualcuno deve spiegare qualcosa non è il sindaco che ha rotto le scatole fino adesso, ma sono gli architetti che l'hanno creato. Quindi l'ASUC parla quasi alla fine, perché chiuderà il nostro assessore, e quindi adesso do parola agli architetti. So, welcome everybody. Bienvenuti a tutti. It's my only Italian. I'm really happy to see everybody here today, so thank you for coming. We have several elements this afternoon. We will have Silvia, who will be dancing in our structure. We have an explanation of the art project in the back. But first we have a presentation of Eline and Elisa, who will explain about the project from our point of view.
really like to thank the municipality of Di Maro for having us here and adding a different type of culture to this region. Vi traduco anche magari qualcosa. La signorina di Monclassico, però per dare un tocco internazionale l'abbiamo fatta parlare in inglese, giusto? Ecco, adesso Giovanni traduce. Praticamente l'idea qua è stata di convogliare 15 architetti principalmente europei e locali per cercare di progettare, anzi prima sensibilizzarci verso questo posto, farlo conoscere a tutti quanti, focalizzarci in questo luogo qua che era l'area di progetto e poi passare alla progettazione e alla costruzione. Quindi noi siamo stati più o meno dai 13 ai 18 partecipanti e abbiamo lavorato tantissimo sta settimana, cioè questo è il risultato finale che sembra anche abbastanza semplice, però in realtà è stato un lungo processo e anche molto intenso perché si è stati alla Malga di Pressona, si è stati sempre lì e quindi ci siamo auto-organizzati, insomma abbiamo vissuto insieme, è stato molto molto denso tutto quanto. E questo è il primo intervento che abbiamo fatto, speriamo che ce ne saranno altri poi i prossimi anni. E l'ASUC e il comune di Di Maro soprattutto hanno recepito questa nostra iniziativa, cioè sono stati molto disponibili in questo senso, perché noi non progettiamo prima, cioè la difficoltà è proprio che non esiste il progetto prima, perché lo si fa con tutto il gruppo ed è questa la ricchezza di questo approccio. Quindi sono stati molto bravi loro a credere in questo approccio qua e a prendersi i loro rischi anche, perché insomma non è facile. E quindi adesso lascio la parola a loro due che vi spiegheranno in inglese e in italiano cosa abbiamo creato qua. Ciao a tutti. I will explain in English. I can also do it in Dutch, but then probably many of you won't understand. So as Giovanni said, we were here with a group from 13 to 18, and we had never seen the site. So we came here and we were really inspired by the beauty of the valley and the trees and the slope over there, the river. So we were coming up with many ideas, which were very ranging from this direction to that. And finally we were able to combine all of these ideas into finalizing this project. And some of the things that were really important to us was that we would make a space that is a bit poetic, so that you can experience anything you'd like. You can enjoy the nature and you can gather together as we are doing now. And you can be here with just a couple of people. So it's really open to anyone to use it in the way that they want to. And I'm really glad that we were able to combine all of our ideas and have this beautiful space, and it's really nice to see how it's actually used already now. Yes? Ciao a tutti, come diceva lei e anche come diceva Giovanni, siamo un gruppo dai 13. Voce che non ci sentiamo, la tua vocina. Quindi sì, l'idea è che siamo venuti qui senza avere un progetto, quindi ci siamo trovati dai 13 ai 15 ai 18 elementi e questo è il risultato di quello che abbiamo sentito quando siamo venuti qui. Non siamo neanche tutti architetti, quindi ci sono anche delle persone che vengono più da un universo più artistico o più pratico. E quando siamo venuti qui ci siamo lasciati ispirare dal posto, quindi dalla topografia del suolo, da questa vista verso la valle e soprattutto da questi due elementi. E la forma che ne è uscita è un po' il risultato di una serie di idee molto diverse che abbiamo avuto tra di noi. E in
importante dire che sì, come giustamente è stato capito o descritto, questa può essere un punto di raccolta, un punto di incontro, un punto in cui può succedere qualcosa, che sia solo raccontarci qualcosa tra di noi o creare degli eventi più grandi, ma quello che ci interessava era anche dare la possibilità alle persone che vivono questo posto di fare un po' quello che meglio sentono, quindi è per quello che la forma comunque che il progetto è aperto e non è estremamente definito, non ha una funzione specifica, diciamo. Bene, credo di aver detto tutto. Svedese, uno inglese, uno del Camerun, uno portoghese, uno del Venezuela, Germania, Fossana, e poi un carpentiere terzo las, qualcuno di Trento, uno di Firenze, ok, questi insomma siamo noi. Yes.
presidente, come diceva in modo giusto il sindaco, è giovane, pieno di energia, però dice a me di parlare, va bene, parlerò io. Allora, l'ASUC di persona è un po' di anni che crede in questa zona, ha cercato di valutare la zona, quindi investendo fatica e denaro sulla malga bassa di persone, che è stata fatta direi in modo egregio. Abbiamo risistemato il pascolo, non è ancora finito perché faranno altri lavori qui vicino a questa struttura. Quando ci è stato proposto da parte del sindaco di costruire, di dare in mano a questi bravi ragazzi la situazione, non devo dirvi che un attimo di preoccupazione c'è stata, nel senso che, come dicono loro, sono degli artisti, Devi alzare la voce. Allora, riparto da capo. In mezzo lo mettiamo e lo obblighiamo a ruotare su se stesso per non dare... Quando ci è stato detto di fare quest'opera, di darla a questi ragazzi che poi si sono dimostrati di essere veramente in gamba, competenti e anche veramente motivati e credono in quello che fanno, abbiamo avuto un attimo di sconcerto, di sconforto, perché abbiamo detto qui non sappiamo dove andiamo a finire, perché in realtà, come avete detto voi, noi iniziamo ma non sappiamo bene quello che facciamo. Però, visto la tenacità del sindaco e del nostro presidente, noi come comitato abbiamo accettato di buon grado, abbiamo detto sì, probabilmente loro ci credono e quindi deve essere giusto. E in realtà il risultato è veramente bello. Quindi io vi ringrazio, vi abbiamo seguito vedendo cosa facevate, siete stati veramente bravi, competenti, avete messo la vostra gioventù nel bosco. Questo è un posto meraviglioso, speriamo che sia l'inizio di una grande passeggiata, di una bellezza che continuerà fino alla fine della strada che arriverà poi dopo verso Campiglio. Grazie e ci rivedremo qui, spero, più avanti. Grazie. Cosa fondamentale dell'ASUC, visto che ha parlato di bellezza. Ovviamente voi per la disponibilità, per la vostra creatività e ritengo che l'arte faccia parte veramente delle più grandi doti degli esseri umani. Coniugare un progetto con l'arte è sempre impegnativo, ma il risultato è splendido. Questo è un progetto che fa parte della valorizzazione dell'Ecomuseo della Val Meledrio. E questo è un primo step, come ha detto giustamente il sindaco, ci sarà poi la valorizzazione sull'acqua e la pietra, un ecomuseo che è straordinario che noi abbiamo a partire giù dal sentiero della Trementina alla vecchia segheria, ai Magli, e questa zona adesso diventa meravigliosa con il laghetto e il ponte che verrà rifatto. Un grazie all'ASUC di Pressone per la disponibilità e la capacità, un grazie a Giovanni e a tutto il gruppo, un grazie all'assessore Galdoschi è qui, a cui passo la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Un saluto particolare a questa variegata rappresentanza europea, diciamo così, anche extraeuropea, che ha voluto mettere... poco da qua però. Prego? Niente. Pochissimo da casa. Vai in mezzo, vai in mezzo. C'è qualcuno che la voglia prendere un po' per... No, sei sul serio? No, avete trovato anche qualcosa di acustico allora per la prossima volta. No, dicevo, un saluto particolare a tutti voi, che credo con la vostra gioventù e anche con la vostra capacità di mettervi assieme avete fatto sicuramente un'opera, come già è stato detto, bella, perché alla fine poi tutto si traduce in questo, in armonia e in bellezza. Abbiamo anche scoperto, io ci ho impiegato un anno e rotti per fare una legge urbanistica, qui invece abbiamo scoperto che i progetti non servono e questo qui è la vera semplificazione che ogni tanto qualcuno lo conosco
abbiamo anche dei rapporti con Camposas perché è frutto veramente della fantasia, della capacità insomma anche di immaginare e anche di coniugare il pensare con il fare e vedere anche dei risultati. Averlo fatto qui con anche, credo, insomma, un importante coordinatore che è del luogo, che quindi credo abbia anche e ci abbia messo anche qualche cosa in più in termini anche di passione, denota come anche con piccoli interventi, che non sono interventi costosissimi, che in una qualche maniera confliggono anche con il luogo, però si riesca veramente a valorizzarlo, si riesca a renderlo piacevole per chi passa, ma per chi avrà anche la fortuna di fermarsi qui e di magari soffermarsi a pensare, a fare delle cose. Avete recuperato anche un luogo, un pascolo importante. Sapete, come provincia abbiamo investito molte risorse e la zona di Dimaro è stata la prima dove abbiamo tentato di convincere tutti i privati a mettere a disposizione i terreni per fare interventi di recupero paesaggistico, per togliere un po', perché bisogna anche alle volte saper togliere questo bosco che un po' ci sta soffocando, e per dare quel senso di paesaggio che è frutto del lavoro di chi sul paesaggio e sulla terra ci sta. Io credo che questo sarà un luogo molto, molto apprezzato, vi ringrazio della vostra disponibilità. Si diceva che l'arte è un po' l'animo anche di tutti noi, quello che si riesce a esprimere. Allora vi auguro che questa sia la prima di una lunga possibilità di installazione lungo questa bellissima valle che è il Meledrio, che è di Dimaro, che è dell'Asu, che ringrazio, ma che è patrimonio dell'intera Val di Sole, e sono sicuro che valorizzandola diamo un ulteriore valore aggiunto a questo nostro territorio sul quale dobbiamo investire. È l'unica cosa non delocalizzabile, è quello che in qualche maniera ci caratterizza e dobbiamo conservarlo assolutamente, però dobbiamo anche valorizzarlo per renderlo un qualche cosa che dia completamente valore alle nostre attività di tipo turistico, ma anche di tipo sociale e culturale, perché è questo poi alla fine che anche la gente che frequenta la valle vuole sentire da tutti noi. Bravi, grazie. Vi racconto velocemente la mia storia perché così si capisce anche il lavoro. Io sono nato in Val di Non, perciò sono trentino, ho vissuto un periodo a Venezia all'Accademia di Belle Arti e in Inghilterra a Cardiff, e in questa distanza dal Trentino ho avuto la mancanza della natura. A Venezia c'è la natura ma nei giardini non si vede, le piante non ci sono, a Cardiff uguale, industriale. E io mi sono avvicinato a un'arte ambientale, un'arte fatta con elementi naturali. Queste opere qua sono il risultato di una ricerca sul territorio, proprio sul luogo. Io ho utilizzato i noccioli, che sono un materiale che ho trovato qua nel bosco, e la resina degli alberi. Questa è resina degli alberi accuratamente recuperata e poi diciamo inserita. Quest'opera si chiama Lacrime di resina. Poi la riflessione, il concetto è abbastanza diretto, però io ho voluto portare proprio qua la mia esperienza, e io con questa mimesi vorrei valorizzare anche i piccoli
i piccoli attimi della natura, una lacrima, l'acqua, una goccia, con una poetica molto semplice, nulla di complesso, non è una struttura complessa, non vuole essere un elemento complicato, un elemento semplice, puro, che però è importante per la natura, perché la resina degli alberi è la linfa degli alberi. Il tema era l'albero, come aveva detto prima il sindaco, allora io ho lavorato sul tema dell'albero, però non costruendo un albero, ma andando a fondo nell'albero, prendendo uno degli elementi caratteristici dell'albero. E niente, se ci sono domande io sono disponibile. Lascia mamma, fai solo... Ehi, lascia stare. Dimmi tu. Alberi, cavalli saggi e selvaggi, dalla criniera verde, dall'andatura discreta, scalpitate nel vento, in piedi al sole dormite e sognate. Il disegnatore, il cacciatore di felicità, senza farvi alcun male, vi ritrae e voi vi risvegliate. Sono andato dentro e ho fatto vedere il mio rogo e